Obiettivo condiviso la creazione di una corsia olimpica per arrivare in tempo all'evento del 2026. Istituzioni ANAS sono state convocate al tavolo della prefettura dal vice ministro alle infrastrutture. Stiamo recuperando il tempo perduto, afferma Alessandro Morelli, che non nasconde le criticità ma che sottolinea come le opere previste abbiano la priorità assoluta per il Paese. Purtroppo la società delle Olimpiadi è stata costituita nell'ultimo periodo e sono stati persi i 2 anni precedenti. Detto questo, nell'ultimo anno siamo riusciti a parificare attraverso una norma le opere olimpiche con quelle del PNRR. Condivisione delle iniziative e sburocratizzazione, un approccio organico già sperimentato che può contare su nuove economie per infrastrutture e impianti sportivi. Stiamo parlando di circa 1 miliardo di euro e quindi su questo noi stiamo veramente puntando l'attenzione, spingendo sull'acceleratore. Non c'è allarme rosso, ribadisce Morelli, ma la crisi, è inutile negarlo, genererà ripercussioni. In questo momento dobbiamo valutare gli impatti che la crisi ucraina ha determinato e quindi da questo punto di vista oggi ci limitiamo a registrare le esigenze del territorio. Solo con questo approccio possiamo riuscire a realizzare gli obiettivi che rimangono quelli di portare a casa, le opere nei tempi previsti. Precedenza assoluta alle varianti di Longarone, Taia e Cortina, oramai pronte all'appalto. Per quanto riguarda le opere olimpiche è chiaro che l'iter deve essere sicuramente tagliato rispetto a quello dei mondiali, altrimenti non si arriva e l'obiettivo è arrivarci, mi pare molto chiaro. Fiducia e ottimismo per raggiungere gli obiettivi entro 4 anni, tanti quanti separano Cortina e Milano dall'evento che potrà rappresentare il primo biglietto da visita al mondo per il rilancio post-crisi. La richiesta è quella di avere una corsia olimpica, quindi procedure assolutamente più veloci. Si è perso molto tempo, però adesso bisogna accelerare.